La Monserrato vince 3-1 a Nuoro con la Puriforti e ipoteca la qualificazione al turno successivo. Nei preliminari tra i vincenti dei gironi C e D, i sassaresi firmano il doppio vantaggio nel primo tempo, respingendo il tentativo di rimonta dei padroni di casa nella ripresa. Francesco Carta schiera la Puriforti con Tica Cardia Musu, Lavra Valerio Caria, Corsu Florenzi Pinna de Murta Seratu. Gino Sannia risponde con Maggino Spillo Fresi, Sannia Fiori Chighine, Pisu Frenderendes, Pireddu Fronge Vigliani. Arbitra Andrea Torre della sezione di Oristano. Tanta attesa la solitudine per la gara di andata, pubblico caloroso e temperatura elevata. Il primo squillo è della Puriforti su calcio piazzato di Valerio. La Monserrato pressa alto e mette in difficoltà la difesa nuorese con lo scambio tra Pireddu e Frongia. Anche Sanni e Vigliani cercano di sgusciare tra le maglie della retroguardia di casa. Il gol del vantaggio nasce da un lancio per Pisu, trattenuto in aria. Rigore indiscutibile, dal dischetto il Fiori non dà scampo a Tica, 1-0 per la Monserrato. I sassaresi insistono su angolo dalla sinistra, Pireddu mette fuori di poco. Anche Frongia vuole lasciare il segno, ma Tica para senza problemi. Pireddu e Frongia svariano molto, qui Chighine per poco non sigla il raddoppio. Poco dopo l'arbitro fischia una punizione considerando fallo di mano fuori aria di Maggino. Il raddoppio della Monserrato sugli sviluppi di una punizione, batti ribatti in aria e Chighine mette dentro dopo il tentativo di Pireddu, 2-0. La reazione della Puriforti in questo diagonale di Pinna servito da Florenzi, ma la palla esce di poco. Nella ripresa la Puriforti si scuote, punizione di Caria e Maggino salva il risultato con l'aiuto del palo. La Puriforti palla a terra gioca bene, il tentativo di Pinna esce di poco. Qualche dubbio su questo fuorigioco, fischiato a Pireddu sul lancio filtrante. Il neoentrato Agri aggiunge qualità al centrocampo sassarese e si vede subito. La Puriforti torna in partita al termine di questa magistrale azione in velocità, finalizzata da Piredda. Neanche il tempo di festeggiare che la Monserrato ristabilisce le distanze, con questo esterno sinistro di Agri che sorprende Tica, 3-1 per la Monserrato. I padroni di casa ci provano anche da lontano, senza fortuna. Ancora Agri libera il tiro Pireddu, diagonale mette i brividi al portiere. La Monserrato vince 3-1, ritorno tra 3 giorni a Sassari.